Eder. Mac Pallister. Ucciso, fatto a pezzi e sepolto nella calce. La tragica fine di Alessandro Venier a Gemona. Madre e compagna confessano Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso in casa sua a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Il suo corpo è stato smembrato e parzialmente occultato in un secchio di calce nella cantina dell'abitazione. Il delitto orribile e premeditato è stato confessato da sua madre, 56 anni, e dalla compagna, 42 anni, entrambe ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'orrore è stato scoperto lunedì 29 luglio, ma la morte risalirebbe a giorni prima. Le due donne avevano fatto credere per giorni che Alessandro si trovasse fuori casa, lontano. In realtà, secondo la loro stessa confessione, lo avevano colpito ripetutamente, ucciso e smembrato. Il cadavere è stato trovato nella villetta di famiglia in via Cimano a Gemona, grazie a una segnalazione anonima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Dopo i primi rilievi, è stato chiaro che non si trattava di una morte naturale. Il corpo era stato tagliato in più pezzi e nascosto, in parte nella calce viva, in parte in sacchi e contenitori, all'interno della cantina. La madre e la compagna di Alessandro sono crollate durante gli interrogatori e hanno ammesso tutto. Avrebbero agito insieme, colpendo l'uomo fino ad ucciderlo, poi dividendosi i compiti per occultare il cadavere. L'abbiamo fatto per disperazione, avrebbero detto. Le modalità dell'omicidio, secondo quanto emerge, sarebbero di una ferocia impressionante. Dopo averlo ucciso, le donne si sono procurate seghe e altri strumenti per fare a pezzi il corpo e riporlo nei secchi con la calce. Il procuratore di Udine, Massimo Lia, ha confermato: le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica. Si tratta di un omicidio premeditato e le due donne hanno confessato. Siamo davanti a un delitto maturato in un contesto familiare chiuso e complesso. Il padre di Alessandro, separato da tempo dalla madre e residente in un'altra località, ha espresso dolore e incredulità. Non riesco a spiegarmi come possano essere arrivate a tanto. Mio figlio non meritava una fine simile. I vicini parlano di una famiglia schiva. Alessandro era conosciuto in paese per essere un uomo solitario ma educato. Aveva problemi di salute e non lavorava. Era seguito dai servizi sociali e, secondo alcune testimonianze, in passato ci sarebbero stati episodi di tensione in casa. Una vicina ha riferito: ogni tanto sentivamo delle urla, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. Quelle due donne sembravano tranquille. Un'altra ha aggiunto: di Alessandro non si vedevano più le tracce da giorni, ma quando chiedevamo, la madre diceva che era fuori città. Le due donne, ora nel carcere di Trieste, non hanno mostrato segni di pentimento durante l'interrogatorio di garanzia. Avrebbero tentato anche di cancellare le tracce del delitto, ripulendo le stanze e gettando parte del materiale usato per l'occultamento. Sotto sequestro sono finiti coltelli, seghe e contenitori trovati in cantina. Il RIS di Parma ha già avviato le analisi su tutte le tracce ematiche trovate in casa. Il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha dichiarato: siamo sconvolti. La nostra è una comunità tranquilla. Mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un fatto tanto efferato. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Alessandro per questo dolore inimmaginabile. Ora si attendono i risultati dell'autopsia, che sarà determinante per stabilire la causa precisa della morte e confermare l'orario del decesso. Gli inquirenti stanno ricostruendo i giorni precedenti e successivi all'omicidio, cercando di capire se le due donne abbiano avuto aiuti esterni o abbiano agito da sole. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.